Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, torniamo con il secondo live di Linea Diretta, collegata con noi Claudia Gallanda, già attivista del Movimento 5 Stelle sia a Udine che in Friuli Venezia Giulia, così per parlare un po' di quello che accade a ruota libera in particolare nel capoluogo friulano, tra alti e bassi, opposizioni, controopposizioni e via dicendo. Prima però intanto ti saluto Claudia e buon pomeriggio anche a te. Grazie. Ecco, prima di parlare con la nostra ospite, permettetemi di mandare un cordiale saluto all'amico Giuseppe Ragogna, già vice direttore del Messaggero Veneto, che oggi ha subito un vile attacco attraverso il social network per le sue iniziative, insomma, che sta facendo a livello sociale, eccetera, da parte di un personaggio che probabilmente nella testa vuota, chiaramente, una zucca vuota, come si dice in questi casi, che ha minacciato di morte, insomma, il nostro collega. Si può essere d'accordo, si può parlare, ci si può scornare, come si dice, secondo le direttive e le logiche, ma quando si esagera e la si fa fuori dal vaso, beh, in questi casi, questi personaggi che attraverso la tastiera minacciano di morte le persone meriterebbero tutte le cure del caso, nel senso togliergli la potestà di poter andare a votare innanzitutto e per almeno un anno mandarlo a pala e piccone 10 ore al giorno senza diritti e solo con doveri. Magari fra un anno, una volta che ha smaltito la sbornia virtuale, si capirà insomma se all'interno c'è ancora la zucca vuota oppure qualcosa nel contenitore ci sarà. Comunque auguri e soprattutto siamo vicini al collega Ragogna. Giuseppe, sei una persona che, lo sai meglio di me, sei una persona che va avanti, continua per la tua strada, perché quello che stai facendo insomma è giusto e non preoccuparti di loro, insomma sono delle zucche vuote e come tali sono da trattare. Torniamo noi, allora Claudia Gallanda, che aria tira Udine? Sì, solidarietà anche da parte mia ovviamente, anche perché come dici tu, insomma, tante volte è facile scrivere, ma quando poi è veramente da agire sono tutti che scappano. Udine, Udine la parola giusta è un'altra, solo che purtroppo sai che oggi bisogna essere diciamo, bisogna usare il politicamente corretto, perché altrimenti rischi la censura, anche davanti alle ragioni. Ecco, per cui diciamo mi richiamo anche a questa cosa a Udine non va bene, non andava bene prima, perché io ci tengo a dirlo, perché tu sai che io ero consigliera, ero in opposizione al centro-sinistra e adesso vedo una minestra riscaldata al contrario, cioè mi ricordo bene tutte le affermazioni, non tutte, ma parecchie affermazioni di quanto si diceva e adesso hanno cambiato faccia e con affermazioni contrapposte ed è una cosa vergognosa anche Quindi, perché per usare un gergo tecnico tu dici è cambiata la minestra ma il sapore è sempre quello, insomma, tanto per essere chiari. sì, proprio le affermazioni sono il contrario di quello che dicevano gli uni e gli altri. Il problema è che questo si sta facendo a danno della città, a danno della regione e soprattutto in un periodo storico ed economico che sinceramente diciamo che nemmeno questa situazione arriva a farli rinsavire, perché io vedo uno sperpero, io seguo l'Albo Pretorio, seguo comunque come fossi lì i consigli comunali, le commissioni, anche perché fortunatamente anche grazie ai nostri emendamenti al regolamento ci sono disponibili anche pubbliche le commissioni di quella volta, diciamo emendamenti di quella volta. Quindi io dico sempre ai cittadini che se uno invece di stare tanto appunto sulla tastiera vuole sapere di più su come marciano le cose, i mezzi ci sono, c'è l'Albo Pretorio, ci sono tutto l'archivio storico, c'è un sacco di roba. E così si può dire di essere veramente informati. Dicevo che le cose che mi saltano all'occhio soprattutto sono molte consulenze esterne da parte di questa amministrazione ed è veramente uno sperpero di denaro pubblico anche perché a volte vedo che le consulenze esterne ricalcano anche gran parte degli atti dei tecnici comunali di prima, quindi le consulenze esterne di prima prendono una gran parte del lavoro fatto internamente
e lo portano avanti. Allora perché non far finire a quelli che l'hanno iniziato? E si parla di milioni, sì, di migliaia di euro, ecco, non di 4 spiccioli. Ecco, questo volevo dire inizialmente. Ecco, ma toglimi una curiosità, io ho scritto ex attivista del Movimento 5 Stelle, ma rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, come sta andando avanti questa diatriba tra te e gli ex tuoi colleghi pentastellati? Beh, io diciamo ormai mi sento libera cittadina a tutti gli effetti, intervengo anche con comitati, in altra forma, diciamo, collaboro con chi ritengo che sia degno della mia collaborazione, ma coi 5 Stelle, diciamo, come partito, come anche a livello nazionale, tutte queste voltafaccia vergognosi che stanno facendo, diciamo che non ritengo di spartire insomma più di tanto, perché Il movimento ha perso la sua identità, nel senso che una volta capita l'antifona ci si adegua? Oppure della serie tipo Di Maio potrebbe dire non capisco ma mi adeguo? Ecco, tanto per essere chiari. il problema è, io l'ho sempre detto e tu lo sai, che il treno quando è passato non torna, nel senso che le cose, le organizzazioni, le cose e le persone da buttare fuori non erano quelle che lavoravano e che vedevano le cose per quello che erano, ma altre, quelle che facevano finta di non vedere, avevano comportamenti scorretti. Si è voluto scegliere una strada piuttosto che un'altra e i risultati penso si vedano, specie da voi addetti ai lavori. Anche a Pordenone, quelli che erano molto molto critici e veramente si definivano proprio anche in modo un po' folcloristico come purezza, si è visto che non hanno esitato più di tanto a mettersi col PD, insomma. Quindi io guardo i fatti. Sì, senti Claudia, ma se cade il governo Conte, probabilmente diventerà un Conte ter, tanto per essere chiari, perché lo sai meglio di me, no? Ce la raccontano tutti, poi da lì nessuno si schioda, no? Sia da una parte che dall'altra. Perché mi vengono a raccontare a me qualche onorevole, ah, ma noi dovremmo fare la battaglia di Guadalcanal. Sì, buonanotte. Con quello che ti garantisci, scusami, poi vabbè, davanti alle telecamere tutti sei bravi. Senti, secondo te un'eventuale caduta del governo Conte con una nascita ipotesi di un governo Draghi o chissà, addirittura si parla di, non so se hai sentito, ma addirittura si vocifera di una proposta da parte di Renzi di nominare Presidente del Consiglio niente po' di meno che uno che al momento sta fuori ma è sempre pronto a entrare. Poi tra l'altro devo dire la verità, l'ho conosciuto personalmente, è una persona molto 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 capace. Il buon Pierferdi Casini. Ah sì, avevo sentito qualcosa, ma avevo perso il filo perché in questi Casini giorni... proposto da Renzi come Presidente del Consiglio. Ma al di là di questo, senti, ma se dovesse cadere Conte e ci fosse la famosa santa alleanza tra PD con i renziani da una parte insieme a Forza Italia e mettiamo Meloni e Salvini e Leu come supervisori oppure diamo una mano ma non entriamo, ecco, i 5 Stelle stanno all'opposizione, secondo te sarebbe la fine definitiva del movimento? Ma per me, mia opinione personale, il movimento purtroppo è già finito perché i territori sono proprio cotti, assolutamente non esistono più. Io ricordo una volta che andai a parlare proprio personalmente con Grillo a Roma e lui mi disse non abbiamo tempo per starvi dietro perché siete troppi consiglieri comunali. Ecco, se può sollevarlo, ce ne sono molti meno adesso. D'altronde la democrazia diretta questa, Sì, ma il problema è che quando io ho fatto delle esternazioni andava presa in considerazione quella volta. Il fatto che non l'abbiano fatto vuol dire che volevano forse arrivare a quello che sono diventati adesso. Certo. Sai che anche io, a parte che io non li ho mai chiamati onorevoli, ma né loro né gli altri, ma il ministro Patuanelli non ha mai goduto della mia stima perché ha avuto dei comportamenti che tutto volevano tranne che il movimento crescesse in regione. Ecco. I suoi scopi evidentemente erano altri. Prendo atto e continuo da cittadina con i comitati, con quello che posso, con cui mi trovo forse... Ma hai intenzione di costituire un movimento o entrare in qualche movimento? No, diciamo per il momento continuo
con qualche comitato come appunto quello di Viale Venezia o anche su Manzano, cioè dare il mio contributo in maniera più spontanea, meno legata, ecco, anche perché come appunto tu dici, diciamo, leoni da tastiera ce ne sono molti, ma quando è veramente da studiare le carte, da darsi da fare, rimangono in pochi, quindi non penso che avere le forze di fondare movimenti nuovi. Chiaramente meglio che fare qualcosa di piccolo ma accurato che non voler fare grandi cose senza averne le forze, ecco. Chiaramente certo. la lingua non mi manca e ogni cosa che vedo che non va mi faccio sentire, ecco. E per quello io ogni tanto ti chiamo, perché insomma so che sei una che non guarda in faccia l'avversario. Senti, torniamo invece a Udine per quanto riguarda quello che accade sul capoluogo friulano. 2 anni e mezzo di giunta Fontanini sono passati, stiamo andando verso, anzi è iniziata come si dice la seconda parte, quella che porterà alle elezioni nel 2023. Insomma, si sente solo critiche di questa giunta, non lavorano, pensano solo a fare il friulanismo e via dicendo, mentre Udine decade con i coci e via dicendo. Tu hai detto è cambiata la minestra ma il sapore è sempre quello, nel senso che quando il centrodestra era l'opposizione attaccava a caravanserraglio il centro-sinistra, poi una volta che hanno preso in mano loro la situazione sono saliti sul carro e da lì poi non sono più mossi, insomma, no? Sì, ma anche perché io mi ricordo le testate quando si dice che non c'era visione, io mi ricordo che quelli di adesso dicevano la stessa identica cosa di quelli di prima. Il problema è che, e io lo parlo perché proprio l'ho vissuto, quando ci sono buone idee, e non ce ne sono molte, perché lì c'è poca gente che lavora in consiglio, quelli che sono in maggioranza schiacciano il bottone per ordine di scuderia, quegli altri fanno un po' certo di permettimi di dire, certo che sei leggera nei commenti, devo essere onesto, insomma. Pensavo più pesante, insomma, ho detto guarda la Galland certo mi dirà, invece stai dando quelle toccate insomma, toccate, come si dice, passaggi giusti, chiari, senza sbagliare il cross. Diciamo che comunque qualche cosa, cioè, l'hanno fatta di giusta, ma il problema è un altro. Le grandi opere, allora, tu sai che io mi occupavo di grandi opere anche prima, no? Parcheggio e quant'altro. Adesso si parla ad esempio dell'ascensore per il castello. Allora, addirittura di 2 ascensori, no? Allora, c'è stata la perizia e hanno detto che ci sono, mi sembra, se non sbaglio, 7 metri diciamo di zona archeologica. Ecco, noi abbiamo ad esempio, e si parte da circa, mi sembra, 2 milioni e rotti, anche più. Oggi, notizia di oggi, che si parla che bisogna mettere altri 15 milioni sulla caserma Osopo perché se no non si riesce a finire bene. Allora, abbiamo l'esempio di Gorizia, che abbiamo visto che l'ascensore del castello è moltiplicato perché proprio per problemi archeologici. Allora io dico, se una cosa non si sa, non si sa, ma quando si sa, non si inizia, e poi perché farne 2? Allora finisci quello dalla parte della biblioteca e lascia quei soldi per altre cose, anche perché c'è una legge regionale recentemente approvata che dice che se una città è molto indebitata non può assumere più dipendenti o comunque ha difficoltà ad assumere dipendenti. Allora cosa vogliamo? Vogliamo fare questo per arrivare a un'esternalizzazione completa? Certo, tu diciamo, da quello che sto sentendo, parole tue, chiaramente non voglio mettere in bocca a nessuno niente, ma sono parole tue, da quello che si può dedurre è che Udine fa concorrenza a Manzano, nel senso che una volta le sedie si facevano a Manzano, adesso invece si producono a Udine, da quello che si è capito. Sì, ma cioè fanno i ragionamenti senza avere la pratica dei soldi, cioè è come se questi soldi, e mi spaventa molto adesso il discorso europeo, perché vedo che non c'è senso pratico, non si pensa veramente al futuro, perché qua tra un poco la gente potrà pagare sempre meno tasse, perché siamo in un periodo difficile. Se va avanti così. Certo, iniziare le cose per poi rimanere impiantati è da matti, quindi io solleciterei i nostri amministratori a ascoltare magari anche un po' la voce della plebe, perché magari a volte non è che dica sempre tante cretinate. Io mi sono offerta anche qualche volta di
dare una mano, chiaramente mi hanno tirato più di qualche pesce in faccia, e quindi io gli chiedo per cortesia di fermarsi soprattutto su questo ascensore. Senti, oltre all'ascensore, per quanto riguarda invece il tram che Fontanini aveva presentato qualche anno fa, Il tram, binario guarda, triste e solitario? quello non mi sono informata più di tanto. Diciamo che io a suo tempo avevo proposto perché Udine ha uno sfasamento fra posti bianchi e posti blu, parcheggi, diciamo, che è dovuto a una decisione che hanno preso anni fa, in quanto con questa decisione, mi sembra ancora con Zanfanini, si poteva mettere posti blu, diciamo, bypassando la legge nazionale, la percentuale nazionale. Io vedo che adesso si va sempre proprio in questo verso, sempre più posti blu a discapito di quelli bianchi. Quindi io penso che come trasporto pubblico si voglia... Senti, ti do un consiglio, guarda. Il momento critico adesso per il trasporto pubblico si voglia andare... Ma infatti, se permetti, ti do un consiglio, se hai occasione, fatti un giro in stazione a Udine, c'è l'ex scalo Sacca, che è quello che praticamente dalla stazione di Udine porta verso Venezia, tanto per essere chiari, e c'è un vecchio scalo ferroviario quasi alla fine dove c'è il sottopasso, insomma, che poi di fronte c'è la caserma, zona San Rocco, tanto per essere chiari, ecco, che secondo me che è abbandonato, perché addirittura sono tagliati i binari, dunque non ci passerà più un treno manco se vuoi, ecco, secondo me lì, fatto un calcolo al volo, tranquillamente si potrebbe realizzare un parcheggio intermodale con uno scambio intermodale, con un minimo 200 auto ci starebbero benissimo, e magari un autobus che ogni 5 minuti tranquillamente può fare il giro per servire una zona importante della città. Chiaramente qualcuno mi dirà, ma è proprietà di RFI, noi non possiamo dire nulla. Vabbè, insomma, basta un po' parlare, no? Piuttosto che lasciare quella cosa che è brutta anche da vedere, perché uno che arriva da Venezia in treno, entra a Udine, vede questa cosa veramente abbandonata e non è proprio un bel biglietto da visita, no? Si potrebbe tranquillamente, magari spingendo la regione da una parte e lo Stato dall'altra, chiedere a RFI di poter riutilizzare quel punto particolare dello scalo che non viene, ripetiamo, non è più utilizzato perché è dismesso, sono tagliati i binari, magari per un domani creare un parcheggio intermodale con magari anche dei bus ecologici e via dicendo, per rilanciare ulteriormente Udine, senza fare buchi o trovare altri parcheggi dove non serve. Farà un salto a vedere. Dico la verità, è una zona in cui non vado molto spesso, quindi... Ti do un consiglio, facci un giro perché potrebbe essere uno spunto per una proposta domani da presentare in comune. Insomma. Va bene. Te lo dice un utente delle Ferrovie dello Stato, insomma, che ci passa ogni giorno quasi. No, io abito abbastanza vicino, ma non ci vado molto spesso. E sicuramente non è solo quella zona lì, ma ce ne sono anche altre aree che possono essere tranquillamente recuperate. Senti Claudia, andiamo a concludere. Insomma, il voto non è positivo, abbiamo detto, hai dato un 4 meno meno, insomma, da quello che ho capito. Anche a quelli do lo stesso voto. Insomma, proprio per riassumere, no, il tutto, è cambiata la minestra, ma noi il sapore è sempre quello per quanto riguarda Udine. Non si ascolta nessuno, si fa questa falsa... Qualcuno dice che addirittura, io ripeto, io riporto sempre, perché Vox Populi, io ho il brutto vizio di sentire quello che dice la gente. Molti elettori del centrodestra, devo dire la verità, la maggior parte, mi hanno riferito che insomma non è che si aspettavano molto di più, ma alla fine tante chiacchiere, fin quando c'era da risolvere il problema dell'immigrazione tutto bene, poi il 99,9% abbiamo visto quello che accade. Sì, ma anche sull'immigrazione, no? Io adesso, ad esempio, ho chiesto a una persona competente di darmi degli estremi di legge sulla questione dei minori non accompagnati e quant'altro. Adesso vediamo se me li darà, perché vorrei capire alcuni parametri. Il discorso dell'immigrazione, secondo me, loro hanno promesso forse quello che non potevano promettere, perché ci sono delle leggi nazionali e regionali e anche oltre, che o le cambi oppure ci sono dei vincoli, no? Allora, secondo me, su certe cose è stata fatta una propaganda elettorale illusoria.
Si è colpito la pausa, tanto per essere chiari. Senti Claudia, io ti ringrazio, ti do appuntamento magari fra anche la prossima settimana, così per fare con te una chiacchierata ulteriore di quello che è accaduto in questi 7 giorni su Udine, e se hai degli spunti nuovi, ben volentieri da proporre attraverso questo spazio informativo. Va bene, grazie mille, allora alla prossima, buon lavoro. Grazie ai nostri amici alla visione e all'ascolto, chiaramente ripeto come sempre, ma è un dato di fatto senza che il sottoscritto lo ripeta per l'ennesima volta, chi vuole replicare a quello che ha esternato Claudia Gallanda siamo ben disponibili e ben volentieri insomma di dare la controrisposta nel caso in cui si sia sentito tirato per il bavero o per la giacchetta. L'informazione su friulitv.net torna più tardi, intorno alle 19, con gli aggiornamenti news di quello che è successo in Friuli Venezia Giulia. È tutto, e come si dice dalla lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Buongiorno.